Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona e Veneto regionale. Allora, innanzitutto la nostra organizzazione è un'organizzazione di contadini. Noi rappresentiamo la bellezza di 16.000 aziende agricole sul territorio veronese e ben quasi 60.000 aziende agricole su tutto il territorio veneto. Quindi un piccolo esercito di imprenditori agricoli i quali spaziano dal latte alla carne, alla frutta, alla verdura, al vino, all'olio. Ecco, mi pare che questa sia la grande forza del nostro territorio e noi ne siamo orgogliosi di poterla rappresentare in tutte le forme, in tutte le istituzioni. Tra l'altro in un momento così delicato con un recovery fund e un'emergenza Covid è fondamentale stargli vicino e cercare di fare in modo che possano avere tutti quei ristori che servono per le mancate produzioni e soprattutto mancate programmazioni. In un momento di emergenza Covid-19 come ci stiamo trovando, abbiamo avuto la fermezza di essere veramente sempre fermi, sempre stabili e non ci siamo mai fermati. Abbiamo avuto i nervi saldi per mantenere quelle che potevano essere le produzioni agricole pur nell'incertezza, perché non sapevamo chi potesse andarle a raccogliere queste produzioni. E veramente qua c'è da dare un vanto a tutti questi agricoltori nei quali si sono adoperati per non far mancare il prodotto agricolo sugli scaffali, tutta la filiera alimentare. Questo è stato la grande forza di un territorio veneto che non si ferma mai, anzi che sono abituati alle avversità atmosferiche e non ci fa paura certo una pandemia. Naturalmente i problemi sono tanti, ci sono stati fermi della ristorazione, quindi si è fermato naturalmente tutta la carta dei vini, che erano i vini pregiati che noi sul nostro territorio andiamo a creare, andiamo a presentare, quindi sicuramente le difficoltà non mancano, però abbiamo davanti a noi un grande futuro che è quello di essere italiani e quindi di sapersi rimboccare le maniche, anche se a volte senza aspettare gli aiuti di qualcuno, ma bensì facendo del proprio volontà e imprenditorialità una capacità di modifica del proprio pensiero. Infatti, come si è notato, l'agricoltore si è adoperato per fare il mercatino chilometro zero piuttosto che portare la spesa a casa del cliente. L'online è volato alle stelle, tantissimi agricoltori si sono adoperati per fare in modo di avvicinare il consumatore finale direttamente a casa propria e perché no, nel mondo degli agriturismi abbiamo visto anche perfino quella parte solidale che è l'agricoltura vera e stessa e che è stato quello un po' di creare un pasto caldo anche per chi non l'avesse e un menù solidale sicuramente portato a casa. Noi teniamo presente che solo per il Natale perdiamo circa 5 miliardi di euro se non dovesse essere fatto e quindi ritorniamo a un'economia di 10 anni fa. Ecco, noi dobbiamo sperare che questa ripresa sia il più vicino possibile per evitare danni irreparabili. Quindi ecco, il futuro lo vedo sicuramente in grande espansione quando ci sarà questa fine di pandemia. Naturalmente tenete presente che chi ha risparmiato fino ad oggi poi non vede l'ora di poter farsi una cena in famiglia fuori all'aperto piuttosto che andare in una vacanzina al mare e consumare i prodotti di un territorio, magari una visita fuori campagna. Ecco, penso che questo sia la vera ripartenza di un paese che non si ferma mai. Ecco, e l'agricoltura ne è l'emblema.